La sicurezza sulla strada parte dalla conoscenza e consapevolezza della guida confermata da un esame, solo che questi concetti molti stranieri non li comprendono e non li rispettano, cercando in ogni modo di aggirare l'ostacolo esame, scoprendo tra l'altro che alla motorizzazione di Treviso è più facile farlo rispetto alle altre del Veneto. Noi abbiamo riscontrato che il fenomeno, tutte queste persone sono residenti in altre province e vengono in provincia di Treviso a sostenere gli esami. Sicuramente se da altre province vengono a Treviso è perché hanno trovato condizioni meno favorevoli nelle loro sedi di residenza. Due i metodi usati per aggirare gli esami, quello tecnologico con microcamera trasmessa all'esterno e risposte che giungono con una microcuffia collegata col telefonino, e quella più basilare dello scambio di persona. Nel primo caso sono indiani e cingalesi gli esaminandi coinvolti, nel secondo sono più senegalesi e nigeriani a giocare allo scambio di identità davanti alla commissione. È un fenomeno che abbiamo iniziato a scoprire a fine anno scorso e che sta cominciando a prendere una piega eccessiva, perché abbiamo già riscontrato 8 casi di alterazione degli esami attraverso strumenti tecnologici e ben 14 casi di sostituzione di persona. Numeri che significano insicurezza sulle strade, tanto quanto quelli sulla guida col telefonino. Secondo l'Istat è diventato il primo motivo di morte per incidente stradale in Italia, la distrazione al volante. Abbiamo rifatto i servizi che avevamo fatto un mese fa circa e l'esito è stato perfino peggiore, perché insomma, una media di un utente su 4 controllato stava utilizzando il telefonino. A questo punto dobbiamo istituzionalizzare dei controlli settimanali specificamente su questo argomento, perché dobbiamo assolutamente ridurre il fenomeno. Un vero e proprio pericolo su strada che la Polizia Stradale della Marca intende combattere rendendo settimanali i controlli in borghese con sanzioni che, ricordiamo, ammontano a 180 euro e a 5 punti patente. Quindi la minaccia qual è per i cittadini? Beh, insomma, fate parecchia attenzione, perché sarà molto probabile incappare in qualche macchina in borghese al cui interno c'è personale di polizia stradale che vi sanzionerà per l'utilizzo del telefonino.